E bene tornato con questa ultima trasmissione che si contava su i succedi in questa festa di Sant'Efesi in tutto il topic che sono esistenti non solo su primo del maio vince sensati la viasa da 2000 e ostento maniera de tornare a conoscere da bividi sa cultura sarda in meda forma differente io su voi dato questa gara chitarra, io su voi dato il suo canto a tenore o a battero boghese e ho invece se rauso con questa bella festa che siete fatta con suo scorso polifonico Ottavio ormai sono concentrato praticamente in ogni ida secondo me una maniera per socializzare per fare delle feste varisi a essere da Concordia in su canto che Renata a volte si essere da Concordia in sua vita e quindi è bello abbia tutto questo scoroso chi certo il nuoro è proprio savatria però in meta vita ormai chi punto fa in parte non l'hanno questa tradizione ma quasi dessa vita nostra Beh, è straicci, Tore, poi sa metà del secolo passato, sul Novecento, e proprio il Nugolo anticomensava a poni in pari questa modalità di decoro polifonico a quattro voci pari, si narrava su questa punti tottomini, si vienta tottomini in santo, tenori primi, tenori secondi, baritoni, bassi, quindi dunque sa questa via sa formazione. E nasce, cosa che oggi inseriamo su scuola norese, poi ci può essere un maestro Mannus che anticomensava questa podeunnai modalità di proprie tradizioni e dunque sa con issusu a pagapago de Nugoro si ne de uno gruppo sin di punti formaus atros e poi atros ancora e tutto canto oggi ci punti mi pare uno scanto 10 gruppo 10 coros in Nugoro e dunque sa questa cosa è pragia meda e se diffondi in tutta la Sardegna a noi saperitari ognuno però a pago sicuramente questa è una modo di adero su bello non c'è tipo socializzare come tanto due ma poni in conca sa cultura musicale, può emancipare sa musica, poi si passa da questa musica scelta delle tradizioni orali a sa musica scritta, composta del maestro su pianoforti, poi scritta in su pentagramma, antifatto proprio una produzione di un de musica. E dunque a pago in il logos a un di questo coro polifonico si fonti formaus e potevano di aderos in tutta la Sardegna sa cosa bella che fonti vendi come operazione e noi scetti de sichidi sa tradizione nugorese dunque sa cantai scanto nugorese ma cantai poesia sa dei poeta sa de sa vita e soro e questa è una bella operazione e sa proprio cosa che ha fatto un Nugoro in Sandus ha posto a pizzo dessa musica poesia mannasa dei poeta in Sandus de Peppino Mereu de Montanaro de Paulico Mossa de poeta mannus e anzi divulgavo di onnai fatto conosci meglio questa poesia in musica come tanti fatto isso e poi meragoro su fonti pichendi poeta proprio locali o dessa zona che si non di deniti dessa vita e soro e va in musica no e dunque sì che questa bella pratica musicale e su 4 de maio a noi saperitare su concerto esti un'altra occasione che deni sa gente questa cosa bella è s'arribu in Castello quando torna da Sant'Efisi in sagresia da cosa sua e noi scantando a oi e ho posto in ogni logo del suo percorso de Isaia che accompagna da su santo vince la sagresiedda de s'arribu de commenti in Tandan Castello un coro che canta e fai festa con canto su de vidi religioso e tutto canto impari a sa gente avetta su santo cantendi questo scanto e ascoltando a me la canto su pregadoria sa goccius e tutto il canto su de vidi che ci cadenti come il repertorio e io posto 8 vince a sagresiedda de Sant'Efisi ma prima de fai questa cosa che comincia da noioras anzi ai 8 de Americo gli scoros a noioras comincia la professione e dei 6 di Ameridi fadevo fare questo concerto presentato de Torre Bellisai Salvatore Bellisai che via da segretario comunale appassionato de coros e mi dona una mano di aggiuro ogni anno presenta disso e
E attenti, questo sottocoro che via su coro Carrales de Casteddu, dirigiu de Giuseppe Altea. Poi la prima volta evento su coro de Gestori, Cantos de Iara, dirigiu de Nicola Cogoni. Poi attenti su coro de Casteddu, che mo è un direttore nuovo, Boris Smokovic, su coro che Larios de Selargius, che mi pare che non mi ha mancato, tenevo certo, sempre, poi famoso puro. Dirigiu de Valeria Busi, su coro Sarrodia de Sina, bella formazione siniesa, dirige de Maurizio Boassa, e poi sta assessore pure su uno de Signa, un altro coro de Signa con su Serpedì, che dirige de Andrea De Sogoso, e attenti su coro Terramea, un'altra formazione che nasce da Intres Università di Casteddu, coro Terramea, che dirige de Tobia Tuveri, e s'ultimo via da coro Voci Musica de Serri, dirige de Donatella Sottovia. Questa cosa è bella mera, poi a Savini, grazie a Saggiulu de Giuseppe Altea, hanno fatto tutto su un pari, tu pensi, piantano 150, 180 coristas, tutto su un pari, dirigio su de Giuseppe Altea, hanno cantato i gocius de Sant'Efis, una cosa di spanto, e grazie a me, grazie a Giuseppe Altea, sì, da Vince si attira scosa. sì, no? Ha fatto isso, proprio tutta questa armonizzazione, è stato isso sul maestro concertatore, poi di un di questa cosa, e dunque ha fatto una cosa molto proprio bella di spanto che potevi intendi e scuttai posato su che finza a Savini di questo attopio. Bene, Sara, questa poi di quest'ultima di questa spuntata si tornerà su grazie, insomma, e spero su San Chiedi si vorrà tornare a companzare in questa bella festa che è Sant'Efisi, festa de popolo de tutta Sardegna. O Canno Chiedi, adesso sa festa sa de 370, un bel numero vari, dunque sapete usare tutto, non scelte in questa professione, ma pure poi in festa che fate su de su 30, fino a su 4. Un benvenuto a tutti da parte mia. Grazie per essere con noi. Io mi scuso se sto seduto, ma ho qualche anno in più di Ottavio, ne ho 75, ma ho una gamba un po' che mi crea qualche problema. Però siamo qui ancora una volta per presentare questa interessantissima rassegna di cori, e siamo qui per onorare e accompagnare il rientro di Sant'Efisio, dando così un tangibile contributo alla 369esima edizione dei festeggiamenti. Lo facciamo appunto, come diceva Ottavio, con una rappresentanza della coralità sarda, simbolo dell'anima e delle radici più profonde della nostra terra, espressione genuina e autentica della sua cultura millenaria. Ricchezza di armonie e voci che si intrecciano creando un effetto di grande suggestione. Le celebrazioni per Sant'Efisio vedono i canti ricoprire un ruolo di primo piano, arricchendo la processione e i momenti di preghiera, rendendo omaggio alla tradizione e alla fede del popolo sardo, rafforzando il senso di appartenenza e identità. Occasione unica per riscoprire e valorizzare un patrimonio immateriale di grande valore, creando un legame profondo tra passato e presente, sacro e profano, tradizione e innovazione. Ciò per ricordare l'importanza di preservare e promuovere le identità locali. Ciò affinché le nuove generazioni possano continuare a trarre ispirazione dalle proprie radici culturali, sviluppando una maggior sensibilità verso la musica e l'arte. Valori questi tutti contenuti nei canti che i cori di questa rassegna si accingono a proporre, tracciando un percorso ideale di indubbio interesse. Quindi un applauso a tutti i cori che ascolteremo in successione, di cui apprezzeremo la bellezza di questi canti. 2 canti che ci proporranno ogni singolo coro, e iniziamo senz'altro con il coro Carrales di Cagliari, diretto dal maestro Giuseppe Altea. Propongono 2 brani. Il primo ha come titolo Salenu e Subentu, il soffio del vento. È un testo in cui si invita a soffermarsi e meditare sui tormenti e difficoltà della vita di tutti i giorni, per ritrovare la forza e lo spirito di rialzarsi e andare sempre avanti. L'autore di questo brano ci indica la pazienza, il rispetto e il sorriso come armi contro gli ostacoli e la saggezza dei nostri anziani.
Il secondo brano, Nugoro, è un omaggio lirico alla città di Nuoro, città del cuore antico e dall'anima in trasformazione. Attraverso immagini evocative e memorie condivise, la poesia intreccia storia, leggende e identità, un viaggio nostalgico tra passato e presente, tra colline e quartieri e voci di un popolo che non dimentica. Autore dei due testi è Pietro Pala e le musiche del maestro Giuseppe Altea. I solisti Francesco De Plano e Raimondo Gaviano. Coro Carrales di Cagliari. Si custa vida di atrumento, su coro de pensamento sprenu, in mola che s'asperca su verenu, ascolta su murmutu de su vento. Buffare che a belluana colare sosanos e so schifi minore fattor manno tazzudena buffare che maestrale e una lenu fipo uno te Zenia, madri che nanchiaian in baronia, sor primor nugoresos prus anticos, sor primor nugoresos prus anticos. Su numene che
dai cuca, dai tempo scubaus in sa memoria, isper Dios in sa pizza e si storia, pesa da goi pro nubusque nuba, pesa da goi pro nubusque nuba, assaios principale non son prusi, decus ugivi borgu e pastore, como vestidamente sordutore, dai seno e santo predo a cortesuso, dai seno e santo predo a cortesuso. Intrighi su mese Natale, fini sarmisa secoli sardine, fro cordeni vecchi ricambi, e i sargassi stancan supportare, e i sargassi stancan supportare. Mensas cresias que mediquina. Sar framaschi mi brusian in coro, sar framaschi mi brusian in coro, sopra marte vento de passiones. Sar framaschi mi brusian in coro, sombra de passiones. Coro Carrales di Cagliari. Grazie a tutti e vorrei ringraziare specialmente il maestro Nicola Cogoni del canto ausiliare di Gesturi e Andrea Cucu che ci hanno aiutato. Bene. Secondo coro Sarrodia di Sinai. Anche il coro Sarrodia presenta due brani. Il primo ha come titolo Babbu Nostru, la preghiera che Gesù ci ha insegnato, e il testo è quello della tradizione sarda e viene recitato e cantato ancora oggi nel rosario durante le processioni. Il secondo brano, sicuramente a voi noto, Dimonios, meglio noto come inno della Brigata Sassari. Venne composto nel 1994 dal capitano Luciano Secchi del 45° Reggimento Reggio, cantato in lingua sarda nella sua variante logudorese, venne musicato e armonizzato dalla banda. L'inno è parte del repertorio musicale profano del coro per due ordini di motivi. Il primo è che Sinai vide nascere uno dei due reggimenti della brigata, il 51esimo, e la brigata inoltre detiene la custodia delle reliquie di Sant'Efisio. La versione a cappella viene eseguita dal coro a 4 voci. Il coro inoltre
annovera al suo interno il luogotenente capo Andrea Azzeni, per 32 anni autorevolissimo direttore della banda Brigata Sassari. Un applauso. I brani sono armonizzati per coro dal direttore Maurizio Boassa. Su fronte fisesse si lubesa, che pasende sa brigata da Taresa, boi, con sa manusinna, sa mezzo gioventù de Sardegna, se musistiga de gurda antica gente, casi nemico prima a su coro, boi, nostra oi si insigna, pro sonore d'Italia de Sardegna, da sa Vincea Vinasa sa Croazia, so statarinos han iscritus storia, boi, sinimu bussolmina, onorende guterenzia da Tarina, ruius su coro e s'animu che lizzu, cusso scolore s'adorna si stendarte, forte che nuraghe, s'attenta pro mantenere sa vaghe, sa vide nostra non la paga dinari, aio, di nuovo, avanti forza varis. Benissimo. Vorrei ricordare a merito del coro Sarrodia che hanno portato avanti una interessantissima tournée sul continente con la Brigata Sassari. Complimenti. Bene, siamo già al terzo coro e devo sottolineare l'importanza di questa partecipazione, in quanto il coro che adesso ascolteremo, Cantos de Iara di Gesturi, è per la prima volta che partecipa a questa rassegna, un coro ugualmente molto qualificato di cui siamo felici della loro partecipazione. Quindi vi invito a prendere posto. Cantos de Iara di Gesturi. Diretto dal maestro Nicola Cogoni, ci presentano anche loro due brani. Il primo ha come titolo Assar Rundine.
la rondine. Gli autori Battista Zizzi e Giuseppe Altea trattano un tema comune a tutti i paesi della Sardegna. L'emigrazione viene affrontato attraverso una similitudine, ossia con la rondine, che ad ogni primavera ritorna al proprio nido, assomiglia come i nostri conterranei, emigranti, principalmente alla ricerca di un lavoro, che non vedono l'ora di ritornare nelle proprie case per stringere con un abbraccio i propri cari e respirare il calore che li ha accarezzati sin da quando erano bambini. Il brano, eseguito alla Biennale di Ozieri, è stato premiato sia come primo classificato nella categoria evolutiva, sia come migliore esecuzione e ha ricevuto la menzione speciale per la ricerca in Fieri. Il secondo brano, Sos Antigos, composizione di Antioco Casula e ancora il maestro Giuseppe Altea, è un brano che descrive la figura dei nostri antenati e mette in risalto il loro vivere semplice, il carattere introverso, solitario ma austero, riflessivo e meditativo. Tutto è cambiato nei nostri tempi, ma la frenesia ha preso le nostre vite. L'autore rimpiange pertanto i tempi passati, desideroso di tornare a viverli. Diretto dal maestro Nicola Cogoni, Cantos de Iara di Gesturi. Festosa torra s'unido amato in sarunda, in salozza, in su balcone. Rondinella d'ogni anno a primavera, festosa torra s'unido amato in sarunda, in salozza, in su balcone. Poi non sente migrante puzzone, canto a simizza sassa salta gente, ancora centinaia e amizza, si sulla bella venta ad ogni istante. Rondinella d'ogni anno a primavera, festosa torra s'unido amato, in sarunda, in salozza, in su balcone, festosa torra s'unido amato. E come te una colla strinta in mano, a cusso muro schitano ospitato, in tona zona canica cantone, a cusso muro schitano ospitato. E sono si speranza alimentare, e a ti e chi brava sin suolo, e anche vero male d'ogni die. Passende tua volu terra e mare, veloce parti sopra e ogni nube, o rondinella messaggera digna, e pro su tempus chi sta da torrane, a cusso semigrada, so saluto e donna sa Sardegna. Rondinella d'ogni anno a primavera, festosa torra s'unido amato, in sarunda, in salozza, in su balcone, festosa torra s'unido amato. Rondinella d'ogni anno a festosa torra s'unido amato, in saluzza, in salozza, in su balcone. Rondinella messaggera digna, e pro su tempo si sta da tornare, a cusso semigrado, so saluto e donna sa Sardegna. Sos parentes que harían anticamente, fin pastores y montes de pianos, andarían
mancamente, fin bonus ma guai a nostro care, rindecando te chia mancamento, e via ad ogni buono sentimento, prontos a ferri in vano a pardonare. Ma si veniva viva lui sono, noi biancamente lo servire, buon su basta mezzo su drumire, di dai alza mano e su noi schia nelle che schiere, ne conoscia libros o giornales, vivia del suo senso naturale, serios e difficiles a riere, conoscia su currere esas horas, rischia l'isa notte misurare, vigile zispetendela e mare, sa bella luminosa aurora, quest'isola proisso fisso mondo, Campo bassa spunta de argento, la Lidia che un incantamento, hai una satero mare tutto in tutto. Sa vita ostra rustica e serena, o babbo mio bravo con tristura, ed è il tornare pastore in santura, e studente susini noi di sombra dei lili che strumine bim bom, vicino su Masone ameriano, senza questa premura e coetato bim bom, chi non mi lascia sa vita godire, o sombra dei lili che strumine, vicino su Masone ameriano, senza questa premura e coetato, chi non mi lascia sa vita godire. Cantos de Iara, Gesturi. Bene, maestro. Ne approfitto anch'io per ringraziare il maestro Giuseppe Altea per l'aiuto. Il solista del primo brano erano due, Federico Pisano e Lello Melis. Grazie, Cantos de Iara. È giunto il momento del coro di Cagliari. Coro di Cagliari diretto dal maestro Boris Smokovic. Due, direi, classici del canto tradizionale della Sardegna. Su Rosario è un inno religioso intonato in modalità sillabica e strutturato in forma responsoriale con adattamento per coro e armonizzazione di Giampaolo Mele. A seguire il più conosciuto brano religioso della Sardegna, il Deus te salvet Maria, armonizzazione di Tonino Puddu, diretto da Boris Smokovic, il coro di Cagliari. Amado sempre sia. Laudemus pius e pius.
declarar esos misterios a gloria de Jesús y María, impenitencia esos pecados nuestros. Deus ti salve María, plena de gracia, su Señor es quintecus, e benedictas es tu entre totus feminas, e benedictus su fruto, esas entrañas tu Jesús. Santa María, mamá de Deus, preca pro nobis ante los pecadores, como en hora de esa muerte nostra, amén Jesús. Deus ti salve María, plena de gracia, su Señor es quintecus, e benedictas es tu entre totus feminas, e benedictus su fruto, esas entrañas tu Jesús. Santa María, mamá de Deus, preca pro nobis ante los pecadores, como en hora de esa muerte nostra, amén Jesús. Papu nostro guistas isos que los santificados y es un numene tuo, benzada noi su regno tuo, fatta sia sa voluntad de tua, come in che lugais a terra. Pane nostrum dormia di e dai non lue perdonanos, así nos perdonamos os pidores nostros plus, non lesses orruer in tentazione, ma liberanos amados, amén Jesús. Amados empecía. Deus te salve María, que sei de gracias plena.
sa grazia nos done in vida e in sa morte. Bene, vorrei ricordare, prima di passare ai canti successivi, una circostanza di particolare importanza che ha caratterizzato la festa di Sant'Efisio di 2 anni fa. Una ricorrenza che ha visto riuniti in processione un numero rilevantissimo, circa un centinaio di sindaci della Sardegna. Il significato di quella partecipazione vorrei chiedere di essere riassunta da uno dei partecipanti che ho visto essere presente qui, un carissimo amico sindaco del comune di Serri, Samuele Garau, che inviterei a ricordare un attimo quella partecipazione in rappresentanza di tutti i sindaci. Grazie Salvatore, grazie al Comune di Cagliari, al collega sindaco Massimo Zedda per l'ospitalità. Partecipare alla festa di Sant'Efisio è sempre un motivo di grande gioia e di grande emozione, sentimenti oltretutto rappresentanti anche in occasione della nostra partecipazione alla processione di 2 anni fa. Quindi davvero una grande emozione essere presenti a questa festa, che è non solo la festa di Cagliari, ma in generale di tutta la Sardegna, perché è una festa ricca di fede, ricca di spiritualità, tanta è la devozione attorno a Sant'Efisio, ma è anche la festa della cultura, delle tradizioni che si esprimono in tanti modi, nella musica, nel ballo, nel canto. E quindi grazie anche per aver coinvolto anche quest'anno il coro Voci Musica di Serri in questa manifestazione. Grazie e a Trusannus. Grazie per questa testimonianza. Bene, proseguiamo con il coro Serpedi di Sinnai, diretto da Lorenzo Sanna. Anche loro 2 brani. Ecco, per quanto riguarda il coro di Sinnai, vorrei sottolineare quello che è un obiettivo del coro, ma che caratterizza tutti i nostri cori. È quello di salvaguardare e divulgare il canto d'autore di ispirazione popolare, tra vecchie e nuove composizioni musicali in lingua sarda campidanese. Il primo brano è Canzone Tracca, un brano di autore anonimo, musicato tuttavia da un grandissimo maestro, Luigi Rachel, ed armonizzato da Andrea De Sogus, direttore del coro. Il secondo brano ha come titolo Sa Moda. Sono dei versi di Luigi Cadoni con musica e armonizzazione di Gianfranco e Nicola Manca. È un brano ispirato ai cambiamenti della moda che si ebbero anche in Sardegna alla fine del 1800. Cambiamenti che si diffusero anche nei piccoli paesi, quasi stravolgendo le antiche usanze. Questo sonetto mette a confronto coloro che pur umili vogliono essere alla moda e i signori che ormai non si distinguono quasi più dagli spiantati. Così tutti insieme vanno alla ricerca delle ragazze o delle signorine, come si diceva allora. Diretto da Lorenzo Sanna, coro Serpedi di Sinnai. Sì.
di mai su muove su gioco, dice che a corpo per Matteo, tra la rilla rilla lera, tra la rilla 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 lera, tra la rilla lera, la rilla lera, tra la lara, quanta canto su mi ciocco si più ma sembra canta di chiuna, di mai si muove su gioco, mi sceglie a corpo per Matteo, tra la rilla rilla lera, la rilla 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 lera, tra la rilla lera, la rilla lera, tra la si entra in cielo e si remediata, all'estero gusto la vita cimentata, obblighi senza non esisti mai, esiste meno si pagora sospirare, si renda in cielo e si remediata, all'estero gusto la vita cimentata, obblighi senza non esisti mai, esiste meno si pagora sospirare, tra la rilla rilla lera, tra la rilla 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 lera, tra la rilla lera, rilla lera, tra la vita non si prova, si sesti innamora. Nello schiolo morgiara in antis dia estimao. Sono una capricciosa gli infanti, intendendo ogni vita poverina, e donendivo sempre sa sconfitta, ad ogni usanza antica stravagante, infatti poi lo sai d'ogni abitanti, aprite sesti lunghe sa corsita, i scassasacci c'è da saperita, gli scazzoni le rode sull'urbai, sono da capricciosa gli infanti, intendendo ogni vita poverina, e donendivo sempre sa sconfitta, ad ogni usanza antica stravagai, infatti poi lo sai d'ogni abitanti, aprite sesti longa sa corsita, i scassasacci c'è da saperita, i scazzoni le rode sull'urbai. Provincia su Gravage e su Vastori, Simonità colletto anzi speraus, dello sbira cilindro e massina, e monsignori sparenti spiantaus, e su spiantau come no signori, banda ricerca di una signorina. Sono da capricciosa che ti infanti, intendendo ogni vita poverina, e donendivo sempre sa sconfitta, ad ogni usanza antica stravagai, Infatti poi la sai d'ogni abitanti, aprite sesti lunghe sa corsita, i scassasacci c'è da saperita, gli scazzoni le rode sull'urbai. Serpedi di Sinai. Ora un altro coro della città di Cagliari. Diretto dal maestro Tobia Tuveri, coro Terramea. Ad Abener Sadie, ad avvenire il giorno, è la trascrizione letterale di questo brano. Testo scritto e musicato da Michele Turnu. È un brano che esprime il desiderio e la speranza di tempi migliori, con campane che rintoccano a ballo tundu e alleviano e fanno dimenticare i dolori del mondo. Una canzone dunque che è soprattutto un messaggio
di pace e un inno alla riscoperta delle cose semplici e della bellezza del mondo e della vita. Secondo brano, Cantos e Ballos in Donu, è un brano nato all'interno del coro Terra Mea, presentato anche questo nel 2018 in occasione della Biennale di Ozieri. Il testo infatti è di Stevene Chessa, un componente del coro, e la musica è di Tiziana Pugioni, già direttrice del coro. È un canto a ballo ed esprime il connubio tra canto e ballo, appunto, che da sempre accompagnano la vita di tutti i sardi soprattutto. Diretto da Tobia Tuveri, Terra Mea di Cagliari. Ad avvenir su di
differenza non si sa, in sul coro nostro in nome, differenza non si sa. Che a chi vive de cultura, il don domina suprale, con virtù desamistà, sempre buona e saura, sempre buona e saura, con virtù desamistà, sempre buona e saura. Bim bom, 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 bom, bim bom, bim bom, bom, bim bom, bim bom. Tutto loro doi, 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 tutto loro doi. Ballo a passo, ballo tondo, battorina del cantone, gioca in fatto s'emozione, e gli sparghe di suo mondo, e gli sparghe di suo mondo, gioca in fatto s'emozione, e gli sparghe di suo mondo, gioca in fatto s'emozione, e gli sparghe di suo mondo. Basso, basso, ballo tondo, battorina del cantone, gioca in fatto s'emozione, e gli sparghe di suo mondo, e gli sparghe di suo mondo. Che infatti s'emozione, gli spaghe di su mondo e gli spaghe di su. Nelle bombi un salve, si da sarda splega di espanto, cada gente parla canto, un signore de vida, un signore de vida, e cada gente parla canto, un signore de vida. Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom, bim bom. Bom bini bom bini bom, bom bini bom bini bom. Tutto loro doi, 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 tutto loro doi. Dilliri dilliri della, dilliri dilliri dosa. Sposa si resuscitato, chi donamos con su coro, sia pronto tu San Benato, vale prude prata e oro, vale prude prata e oro. Sia pronto tu San Benato, vale prude prata e oro, vale prude prata e oro. Sia pronto tu San Benato, vale prude prata e oro, vale prude prata e oro. Coro Terramea di Cagliari. Grazie. Adesso vorrei un'altra testimonianza al mio fianco. Andrea Azzeni. Io l'anno scorso chiesi di sottolineare questo binomio, questa sorta di gemellaggio tra il canto popolare sardo della Sardegna e il canto demonios. E più chi di Andrea Azzeni non può che dirci in merito. Buonasera, ti ringrazio di avermi invitato a parlare. Niente, diciamo che il binomio sta nel fatto che Demonios comunque chiaramente è influenzato da quella che è la cultura canora dei cori sardi, anche dei tenore, tant'è che riporta nella sua esecuzione molte sonorità e anche diciamo tipiche vocalizzi del canto sardo. Questo è. Avete fatto un'interessantissima tournée tra Coro Sarrodia e la banda, che è stato particolarmente apprezzato nei contesti dove siete stati. Allora sì, col coro siamo stati, oltre che ad Asiago, siamo stati anche ultimamente, prima che io andassi in pensione, siamo stati in Val d'Aosta, a Ver, in occasione dei festeggiamenti della stesura dello Statuto Speciale della Val d'Aosta, che ha un forte legame con la Sardegna perché forse i più lo sanno, ma è stato
il relatore è stato Emilio Lussu, ufficiale del 151esimo, dove io ho servito per 35 anni. Tra le tante partecipazioni a cui avete partecipato, ce n'è una che è stata particolarmente emozionante e significativa? Ma le cose che mi sono rimaste nel cuore è quando ci siamo esibiti, parli della banda o del coro, comunque anche col coro facciamo pressappoco le stesse cose, abbiamo fatto anche da poco. Quando ci siamo esibiti per beneficenza, in luoghi di cura o piuttosto che in luoghi di sofferenza, e abbiamo comunque dato qualche momento di sollievo e di spensieratezza a chi aveva il peso della sofferenza addosso. Bene, grazie Andrea, alla prossima. Aggiungo solo una cosa, oggi è 4 maggio, 164esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano. Io sono stato 40 anni nell'Esercito e mi fa piacere fare gli auguri a tutti i miei colleghi. Grazie, viva Sant'Efisi. Grazie tante, grazie. Bene, ci avviamo verso gli ultimi due cori. Tra l'altro vorrei, se qualcuno mi rintraccia, il dirigente Alessandro Cossa, perché vorrei una testimonianza da lui sul dietro le quinte della grande festa di Sant'Efisio. Bene, abbiamo ora voci in musica di Serri, che vi inviterei a prendere posizione. Ormai veterani di questa rassegna. Tra l'altro prima il sindaco di Serri ha dimenticato, ma lo faccio io per dovere, perché Serri annovera tra i suoi reperti, diciamo meglio, gli scavi di Santa Vittoria, un bellissimo complesso nuragico, o meglio storico, che vi inviterei, per chi non lo conoscesse, a visitare. E allora, voci in musica Serri, 2 brani, Mamma e Sanie, Madonna della Neve, preghiera che invoca la Madonna. È un brano particolarmente conosciuto, portato al successo nell'interpretazione di Anna Maria Pugioni, che è stata un'artista di primo ordine nel panorama musicale sardo. Secondo brano, Alleluia di Leonard Cohen, testo trascritto in sardo da Gianni Licheri e arrangiamenti musicali di Matteo Scano. Trascrizione per coro voci in musica della direttrice maestra Donatella Sottovia. Suni
Coro Voci e Musica di Serri. Ultimo coro, sono con noi i Kellarios di Selargius. Kellarios, tra l'altro, è il nome antico di Selargius, doverosamente. Direttrice ormai consolidata nel tempo, Valeria Busu. 2 brani anche da parte loro. Il primo è un brano bellissimo, Saoghe Maria, di Paolo Pillonca e Piero Marras, brano ispirato alla grandissima, indimenticata Maria Carta. Secondo brano, Fontana Cristallina, canto della tradizione sarda, su elaborazione di Marco Crestani. Io preciso ulteriormente che il coro è parte di un organismo associativo più ampio, formato anche da una sezione di ballo, ciò che consente di perseguire vari obiettivi quali la ricerca e la promozione sociale e culturale della musica popolare tradizionale della Sardegna e in particolare del Campidano di Cagliari. In tal senso è da citare la partecipazione attiva alla manifestazione dell'antico sposalizio selargino con la tradizionale cantata ai Spicciocas, serenata alle ragazze eseguita per le vie del centro storico di Selargius. Quindi dirette da Valeria Busu, Saoghe e Maria e Fontana Cristallina. Coro Kellarios. Sa
Coros Kellarios di Selargius, ultimo brano che non può che essere I Gocius di Sant'Efisio. Questo brano delle scorse edizioni venne più volte cantato dai vari cori, pur in varie forme differenti. Abbiamo pensato già l'anno scorso di proporlo in una versione particolarissima, ossia questo canto affidato a tutti i cori nel loro insieme, che adesso prenderanno posizione nella scalinata, e vi posso assicurare che è un'esecuzione di grande effetto, anche emotivo. Preciso che l'esecuzione dei Gocius di Sant'Efisio è repertorio, è tesoro del repertorio di tutti i cori, tuttavia questa esecuzione la dobbiamo alla grande preparazione che caratterizza appunto ogni singolo coro. Per un'esigenza di coordinamento la direzione è affidata al maestro Giuseppe Altea, che appunto seguirà l'esecuzione dei cori. Io vorrei concludere anche anticipatamente con i ringraziamenti. Come ha già fatto da Ottavio Niedu, un ringraziamento particolare al Comune di Cagliari, all'assessorato al turismo e soprattutto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita ancora una volta di questo grande evento. Vorrei ringraziare in particolare, io pensavo di accogliere qui per un'ulteriore testimonianza in tal senso il dirigente Alessandro Cossa, però probabilmente è ancora impegnato nel rientro della processione, perché a lui avremmo potuto chiedere il dietro le quinte di questo grande evento. Io tengo particolarmente a sottolineare un aspetto, che è quello dell'apporto che viene dato per questo evento a tutto il volontariato caratterizzato da molteplici associazioni, quelle di protezione civile, le associazioni del soccorso, del 118, così come tutte le forze dell'ordine, che hanno caratterizzato appunto e assicurato tutto quanto richiede per questi grandi eventi. Un esercito, oserei dire, di oltre 350 volontari che hanno consentito appunto di poter assicurare al meglio che tutto si svolga secondo elementi di sicurezza e non solo. Vorrei ringraziare anche i tecnici che supportano sempre questo concerto, così come tutte le altre manifestazioni. Un ringraziamento particolare ai tecnici audio Mattia Toffolon e Giovanni Spada, tecnici alle riprese televisive Alessio Noturno e Pippo Modica, per la messa in onda tra 2 settimane al canale 79 del Digitale Terrestre di questa manifestazione, di questo concerto, alla regia, alle riprese di Nicol Niedu, al direttore artistico Ottavio Niedu e il mio particolare ringraziamento come introduttore e commentatore di questi brani che sono stati presentati, Salvatore Bellisai. Di questo grazie a tutti quanti, ma vorrei un applauso per quanto riguarda tutte le altre persone che ho citato. Grazie tante. Maestro, siamo pronti? Prima di concludere vorrei ringraziare veramente questi 8 cori che con tanta disponibilità e con tanto entusiasmo hanno
mi hanno colto le loro prove e hanno collaborato con me. Quindi grazie a tutti quanti, veramente di cuore. Sì, io vorrei ringraziare appunto in particolare, ma il ringraziamento è esteso ai rispettivi cori, appunto i direttori Giuseppe Altea, Maurizio Boassa, Nicola Cogoni, Boris Mokovic, Lorenzo Sanna, Tobia Tuveri e Donatella Sottovia e poi Valeria Busu. Grazie ancora a tutti per la partecipazione. Ed ora i Gocius di Sant'Efisio.
Cagliari appassionato, siate sempre difensore e anche intercessore, Efisio martire consacrato. Grazie a tutti per la vostra partecipazione e il calore.